Abbiamo visto dei borghi che Giuseppe Grava li ha poi trasformati in quadri e sono quadri veramente artistici fatti con una tecnica particolare. E noi tra pochissimo avremo anche un'intervista di questo artista che ha immortalato questi scorci di rovine che così rimarranno anche quando qualcuno vorrà distruggere quel poco di caratteristico e di antico ancora esiste in questo paesaggio. Ovviamente la nostra non è un'intervista da giornalista, perché io non sono qualificato per questo, non sono un giornalista, non sono un presentatore, sono uno come voi che ama un po' le cose normali, le cose naturali, le cose che ancora si possono toccare con mano. Quindi l'intervista o questi commenti che sentiremo sono commenti di uno del paese per un artista che ancora una volta si sente uno del paese, quindi tra poco vedremo i suoi quadri e poi ascolteremo dall'artista la sua storia, quindi ci sentiamo. Adesso andiamo a conoscerlo questo maestro che ha 80 anni e quindi ancora una volta ci riporta proprio con anche i suoi pensieri, il suo modo di vedere le cose nel passato, in quello che come vi dicevo prima non c'è più o quasi completamente scomparso. Noi abbiamo il piacere di avere qui con noi Giuseppe Grava, che è nato il 12/6/35, quindi 80 anni compiuti. Maestro, io la inviterei di venire a favore del nostro obiettivo, benvenuto, anzi noi siamo onorati di essere qui in casa sua, perché credo che sia doveroso e giusto che anche gente che non ha possibilità di venire qui a Regina per vedere queste opere, in qualche modo possano apprezzare sia gli scorci di questo meraviglioso paese che lei ha nel cuore perché lo trasforma in opere d'arte, e che possono vedere anche questa caratteristica pittura che credo sia unica nel suo genere, perché molti tentano di fare dei quadri di paesaggi ma che poi riescano a trasmettere un'anima come lei riesce in questi quadri non è molto facile. Perché questo è l'acquerello, e anche l'acquerello bisogna saperlo adoperare, e quindi non è sempre. Dopo bisogna avere dentro, io rustico è una cosa che a me piace e quindi ci metto l'anima e tutto, e quando una cosa piace uno la realizza al meglio. Difatti la mia domanda sarebbe proprio questa come inizio. Perché i suoi quadri in qualche modo hanno sempre scorci di paesaggio e non magari quello che si presta di più commercialmente a nudi di donne piuttosto che a cose un po' astratte che adesso vanno molto di moda? Sì, o anche i nudi di donne si studio, sì, con qualche modella eccetera, ma comunque qui quest'anno la mostra è dedicata appunto a Rimini e era già da una ventina d'anni che avevo in mente di farla. Quindi adesso è ancora più attuale perché quei posti che io ho dipinto sono cose di 30-35 anni fa. Attualmente sono tutti diversi. Perché? Perché sono tutti rovinati. Quindi lei con queste immagini ha fatto un fermo immagine di quello che era Rimini di 30 anni fa? Sì, 30 anni fa, sì, su una buona parte sono intorno al 1980. Quindi mi viene, come si diceva prima in quattro chiacchiere che abbiamo fatto, in qualche modo potrebbe mettere in crisi anche un'amministrazione che non è stata molto attenta a conservare quello che c'era, perché questa documentazione in qualche modo mette nero su bianco su quello che c'era. Ma io alle amministrazioni quello che avevo da dire io l'ho sempre detto. Quindi è una persona sincera, ma non serve a niente. Sincera nell'animo per le pitture e sincero nella lingua, sì, per quando deve andare a parlare. Sì, tanti complimenti, ma loro non intervengono perché loro devono sempre avere il benestare della gente. E quindi loro continuano. Se posso entrare nel personale, quando hai cominciato a dipingere e che cosa l'ha spinto a fare? Perché penso che i Grava, tra altre cose, sono famiglie che sono andate all'estero a cercare fortuna, eccetera. Sì, il mio nonno è andato in America, era scultore anche lui, è andato in America prima volta nell'892, poi è tornato nel 96, ha versato 2000 lire per la prima cassa rurale nel 96. Poi nel 97 si è sposato e mio nonno è partito ancora per l'America, nella zona del Connecticut, e partiva da Le Havre, in Francia, probabilmente era la strada più corta. E mia nonna era incinta, mio padre nel settembre, 13 settembre, è nato in America.
Poi nel 1901 sono tornati a Revine e mio nonno ha acquistato quella casa che attualmente sono dentro io adesso. Quindi veramente un artista che in qualche modo, se non lui personalmente, ma nel grembo della propria famiglia, ha girato un po' anche il mondo, no? Attraverso le generazioni. Sì, è una cosa... sì, poi mio nonno è tornato ancora nel 1904. Sappiamo sempre quando è partito, ma non sappiamo mai quando è ritornato. Perché mio nipote su internet segue tutti quelli che sono sbarcati a New York dal 1899. Forse questo che ci dice lei è perché quando si parte è una tragedia, quando qualcuno lascia la propria famiglia, il proprio paese per andare in un paese sconosciuto e lontano è una tragedia, quindi quella data rimane forse più incisa nel cuore, nella memoria. Quando si ritorna forse è una festa e le feste si sa sono fatte anche per dimenticare, ecco perché lei diceva ci si ricorda sempre quando si parte ma non quando si rientra. Ma è perché lì non hanno messo, quando ritornava non era nessuno qui che registrava, quindi il problema. Gli americani invece registrano sempre tutto, loro la storia ce l'hanno più breve e quindi... Hanno bisogno anche di crearsela. Sì, poi mio padre sempre come scultore è andato in America nel 30. È stato lì 4 anni, è tornato in paese e dopo nel 35 sono nato io. E quando hai iniziato a sentire la passione per dipingere? Beh, diciamo, già fino alle scuole ho sempre fatto qualche disegnetto come tutti, diciamo, più o meno. Che dopo io che ho incominciato veramente a fare dal vero e così è stato del 57. Nel 57 che ho cominciato a fare dei disegni, lavoravo a Siena, lì era una città bellissima e mi sono dato lì all'arte. Dopo, fine del 57, sono andato a Milano e come prima cosa a settembre, cos'era, mi sono iscritto alla scuola superiore d'arte del Castello Sforzesco. E quindi lì ho fatto 2 anni di artistico, poi 3 anni di grafica pubblicitaria, poi altri 3 anni di scultura medaglistica. Quindi io ho fatto 8 anni. Quindi non è che la cosa nasce, come si suol dire così, per un istinto naturale, uno si accorge che le mani si muovono in libertà ed esce un capolavoro. Sì, è vero, anche questa ci vuole all'interno anche un po' d'arte dentro di noi, ma dopo bisogna anche affinarla. Sì, ma uno deve essere convinto di riuscirci. Di riuscirci. Le sue opere sono conosciute ormai un po' dappertutto perché credo che siano state esportate un po' dappertutto le sue opere. Quando lei vede andare via una delle sue creature, ha del rimpianto dentro? Sì. Sì, perché questi qui sono tutte cose che io le sento dentro, ecco, che poi ad esempio come quello lì, adesso lì non c'è più niente, io non sono andato a vedere, ma quel quadro lì il comune ha fatto abbattere tutto perché dopo c'è sempre qualcuno che dice è pericolante. Sì. Vedi questo ponte qui? Sì. Adesso questo non c'è più perché l'hanno fatto nuovo, perché è diventato pericolante. Ecco perché un po' i quadri del maestro sono anche una piccola denuncia su quello che c'era di caratteristico, di tipico di questo posto, e con l'ammodernarsi di un paese in qualche modo si vanno a perdere anche le cose belle che porta anche turismo, perché vedere un ponte come questo in cemento non viene nessuno, vedere un ponte così invece molto probabilmente chi passa per la strada provinciale gli viene voglia di fare un salto e vedere una costruzione e fare una foto, ecco che si va anche a perdere quella parte del turismo, insomma, in poche parole. Sì, ma io le ho detto, il turismo qui viene se c'è da visitare qualche cosa che era di una volta, ma per vedere le cose ultime nessuno viene. Certo. Però non serve a niente che io dica questo. Ma certamente le autorità hanno altre gatte da pelare, come si suol dire in genere. Sì, Qualche artista che l'ha ispirato, per esempio, oppure qualche artista che pensa che l'abbia copiato, c'è secondo lei? Beh, ad esempio, dunque, ieri è arrivata una copia e la donna mi fa, io ho copiato quasi tutti i suoi quadri che erano sul catalogo, che è quello lì a fondo nero. Ma lei copiando i miei quadri non impara niente. Ma basta male.
è quello che si dice in gergo il copywriter, no? Quello che si va a copiare. Ma e poi i diritti d'autore dove vanno a finire? Io so che sono stati fatti anche dei calendari, con la Banca Prealpi per esempio, ma è stato anche un suo consenso quello di mettere alcune delle sue opere sul calendario che poi... No, io ne ho fatti per conto mio, diciamo, fra Vittorio, Revine, La Vallata, credo di averne fatti per 8-9 anni di fila. Di calendari? Sì, poi andavano sotto con la pubblicità vari artigiani o qualche fabbrica o così. Beh, non nascondo che di quei calendari anch'io a casa ne ho approfittato e ho fatto dei quadri. Ho dei piccoli quadri che sono nella mia casetta di montagna, noi qui in gergo le chiamiamo casere, io ho la fortuna di averne una, e dentro questa casella ci sono 4 di quei quadri ricavati dal calendario che mi appassionano. E quindi è un piacere anche in qualche modo vedere e far vedere a chi arriva ospite in casella da me quali sono le case tipiche di questi luoghi, non potendoli portare direttamente sul posto attraverso queste immagini ovviamente che perché fanno è tutta un'architettura spontanea di un tempo. Oggi come oggi è un po' tutta un po' di confusione. Certo. Un'altra domanda che mi viene da farla in maniera naturale: quando lei termina un quadro, va diciamo in letargo per un certo periodo oppure sente l'ispirazione per iniziare un nuovo lavoro? Beh, a dire la verità, ultimamente, negli ultimi anni, la pittura è diminuita. Diminuita perché lavoro più sulla medaglistica. Ad esempio quelle medaglie lì ce ne sono 18 fatte. E attualmente, per il momento, sono ancora con la medaglistica che ho anniversari, qualche ritratto, qualche cosa di storico o così, e quindi... Questo perché la committenza è più portata a chiederle perché io quando sono un ricordo come queste meravigliose medaglie che veniamo raccolte nel suo catalogo. Questa qui è della scuola enologica di Corneliano. E che è la prima scuola. Come inizia il lavoro per fare una medaglia come queste, o queste medaglie di ricorrenza? Questi qui bisogna prima il committente che lui dice cos'è che vuole. Allora in base a come vuole lui, io vedo di fare un bozzetto, poi vediamo insieme se c'è qualche modifica, che l'80% o il 90% va sempre bene. Quindi si fidano dell'artista, ovviamente. E dopo comincio a modellare con la plastilina. Dalla plastilina si fa il gesso, si colla il gesso, e quindi ho un gesso in negativo, cioè all'incontrario. Allora io devo ricavare le scritte tutte all'incontrario. Poi dopo si colla un altro gesso dentro e allora viene fuori il modello vero e proprio con tutte le scritte che hanno dentro. E poi c'è la fusione in... Dopo io porto in fonderia e lì è compito del fonditore ricavare una copia. Oppure le medaglie vengono coniate, allora mi si va in un'altra ditta che ricava gli stampi in acciaio. Questo è per le grandi tirature. Sì, almeno tirature, almeno 60-70 medaglie minimo, sì, altrimenti ultimamente faccio medaglie. Adesso attualmente per il comune di Vittorio che devono celebrare i 100 anni della prima guerra mondiale, e quindi devo fare una medaglia che è da un lato che da una parte c'è lo stemma comunale con una scritta che adesso non me la ricordo, poi dall'altra parte la Vittoria Alata che rappresenta Vittorio Veneto e la storia di Vittorio Veneto, ecco. E quella poi cambiano le date, perché adesso devo fare per il 1915, per il 16, 17 e dopo per il 18. Questa è una che è su 8 cm di diametro. Quindi anche però generalmente vedo di stare sui 9-10 cm. Qualcosa di più vistoso. Sì, perché io devo lavorare sul piccolo, cioè la fonderia mi riproduce sul piccolo. Questa però viene coniata e quindi... Si diverte di più a fare un quadro di uno scorso del suo paese, di una cosa come diceva lei prima che forse sparirà e quindi lei va a immortalare un'immagine che non ci sarà più,
oppure prova più soddisfazione nel fare le medaglie? Beh, attualmente sono più con le medaglie. Ma la sua soddisfazione personale? Sì, ma anche l'anno scorso, a dicembre, ho ricevuto qual era il presidente della numismatica nazionale, eccetera, che mi avrebbero dato a febbraio il premio alla carriera. Beh, d'altronde ho 80 anni, insomma, credo che... uno è arrivato, sì. Ti potevo una domanda che mi viene fatta subito, proprio su questa frase che ha detto lei, no? La carriera. La domanda che mi faccio quando vado in giro e che sento un po' degli artisti, perché gli artisti vengono sempre ricordati, premiati o così? Quando sono morti. Quando sono morti. Perché da vivi non si dà il giusto peso e il giusto riconoscimento alle persone che stanno lavorando ancora? Non lo so perché. Forse perché quando sono morti non producono più, quindi sì, le opere vengono in qualche modo fermate e quelle sono e quelle avranno sì, valore. dopo lì magari c'è qualcuno che è collezionista, che ha opere sue e allora vedono di speculare un po' per rivalutarle. Certo, perché ridendo e scherzando mi viene da dire preferirei avere un'opera di una persona viva che di un morto, ma forse chi punta all'investimento forse... Sì, comunque per me è stata una sorpresa perché questo di Vicenza Numismatica è una fiera che fanno tutti gli anni. Allora, un anno viene premiato un italiano, l'anno dopo viene premiato uno straniero. E quindi insomma, io attualmente sono a 232-233 medaglie. Quindi è una cosa piuttosto importante. Sì. Le volevo fare un'altra domanda. C'è tra le opere che lei ha fatto un'opera che particolarmente ci tiene, che non venderebbe mai, che rimarrà comunque nella sua collezione privata e che quindi in qualche modo segna un passaggio della sua carriera artistica? Beh, un quadro che ad esempio non venderà mai è quello pubblicato qui su questo catalogo qui. Che è con la neve. A me piace fare la neve, anche perché la neve sul cartone bianco è già lì. Quindi io devo solamente fare dove la neve non si appoggia. Ecco, questo è dell'85 perché è quell'anno che è venuta tanta neve. È durata una decina di giorni, qui faceva freddo e quindi... E questo è un bel pieno. Poi mi ricordo che l'ho fatto da un terrazzino di una abitazione e quindi mi avevano preparato il vin brûlé, ogni tanto andavo a sorseggiare. Vede, la nostra è un'intervista così di un paesano a un paesano. Lo dicevo prima, non sono un giornalista, non sono un presentatore, sono uno che ama un po' i particolari e le cose vecchie perché mi riconosco in queste. E in quello che diceva il maestro adesso, che non si staccherebbe mai da un'immagine come questa che è con la neve, mi sento molto vicino a lei perché pur essendo così un nessuno, anch'io amo moltissimo i quadri con la neve. Se lei dovesse un giorno venire a casa mia, su quei 5-6 quadri che ho, il 90% sono con immagini di neve, forse. Quindi mi sento molto vicino e anche onorato in questo caso. L'ultima neve che ho fatto è questo. Questo. Sì, che è del 2007, quindi 8 anni fa. Quindi diciamo che predilige questo tipo di quadro, dove la neve con la sua silenziosità... La neve è calore. Certo, al lì che si dica, perché molte volte dicono beh, quando nevica fa freddo, sì, però è un'atmosfera ovatata, è una cosa particolare e forse anche molto più romantica. Sì, perché poi quando, specialmente se nevica, devo partire con l'acqua calda. Perché altrimenti gela. Allora si vede sul cartone che mi vengono tutte delle formazioni strane, poi dopo metto il quadro in macchina o in casa dove sono e allora si scioglie ancora tutto e allora torno all'originale. Diventa quasi ancora più difficile in questo caso qua. Beh sì, perché fa freddo. Quell'anno lì era sempre sotto zero. Lei che ha alla soglia dei suoi 81 anni ormai, perché 80 li ha compiuti, sì, quindi se ne sta andando verso gli 81. A quei giovani che volessero iniziare o così a dipingere in maniera creativa, cioè si avvicinano a quest'arte e in qualche modo vogliono realizzarsi in questa direzione qua, il primo consiglio base che gli potrebbe dare a questi giovani qual è?
A parte la grande passione e No, non aspettarsi di arricchirsi, perché poi alla fine non si diventa ricchi. uno ha la passione e allora non ha problemi di chiedere niente. Uno ha la passione. Come le ho detto prima, io a Milano sono andato, era scuola serale dalle 8 alle 10 tutte le sere. Quindi un sacrificio. Esclusa qualche serata che uno va a divertirsi o così. Quindi io sono andato per 8 anni. Ho finito nel 66, dopo nel 67 mi sono sposato. E quindi, però se non mi sposavo avevo ancora in mente di andare ancora per imparare l'affresco che mi interessava, che a sua volta l'affresco l'ho imparato col pittore Calabrò, che lui è vicentino, a Cibiana di Cadore, che era il 1990. Ho trovato per caso una locandina dove mi insegnavano le tecniche antiche, e quindi ho fatto il corso di 15 giorni e ho imparato anche quello. Dopo anche qui ho fatto un murale di grafito, qualche altro ho fatto a fresco oppure pitture a secco, come fanno tanti. A parte che attualmente ogni pittura tutti dicono che è un affresco e io mi arrabbio. Perché? Perché non sono affreschi. L'affresco è una tecnica che va fatta sulla malta fresca. E per questo che si chiama affresco. E quindi si chiama fresco. Perché forse la gente confonde, è a fresco, non a fresco. La cultura sta andando a rotolo. Beh, Perché non capiscono più, non sanno più distinguere. Lei presenta un disegno, vede dei miei disegni bianco e nero. Se io faccio una fotocopia, vendo la fotocopia, quindi credono che sia un disegno originale, non sanno più distinguere. Ma forse perché ci dobbiamo misurare anche con questa gioventù che avanza, che ormai hanno tutto quanto tecnologicamente in mano, dal computer al scanner, Ma il mondo alle sta fotocopiatrici, andando troppo a tasti. e quindi la cosa manuale viene un po' messa da parte, forse perché è anche molto impegnativa, uno si deve impegnare. Una fotocopia ci si impiega un decimo di secondo, fare un quadro ci si piega settimane, insomma. Una volta, se io dovevo fare un ingrandimento di 2, 3, 4 metri su una parete, l'ingrandimento bisognava farlo all'antica, cioè con tutti i quadretti piccoli sull'originale, e dopo sul pavimento fare i quadretti più grandi in base per far rapportare. Faceva mica Sì, e quindi si veniva per terra il foglio grande, eccetera. Oggi va tutto a fotocopia. Proiettano direttamente Sì, l'immagine io sul proiettano soffitto. sul muro, sì, è tutto più comodo. Sì, è sempre da fare. Beh, certo, la tecnologia aiuta. Però la tecnologia aiuta. Sì. Ad esempio, io sono andato un paio di volte, o anche 3 forse, a Milano alla Pinacoteca, come si chiama, quella lì che è in centro della Biblioteca Ambrosiana. Sì. E a Milano conosce. Poco, forse il nostro cineoperatore meglio perché ha Sì. vissuto per moltissimi anni. Io quando entro lì c'è un grande salone tipo questo, anche un po' più largo, eccetera, e sul fondo c'è un disegno che è il disegno di Raffaello, che l'affresco l'ha fatto in Vaticano, che è lungo 9 metri e mezzo. E lì c'è tutto il disegno della scuola di Atene con tutti i personaggi. Ma il bello di quello è andare a vederlo a 20 centimetri, 30. Per vedere la perfezione Per vedere tutti i buchetti dello sfondo. Della preparazione. Invece già quelli del museo hanno messo le poltrone a 30 metri. Beh, ma non è un detto comune, maestro, che un quadro per vederlo bisogna guardarlo da lontano, per capirlo bisogna guardarlo da lontano. O è forse per non vedere i difetti che bisogna guardarlo? No, non è per vedere. Io quando vado nei musei faccio sempre suonare. Sì, troppo. è perché io vado a vedere da vicino, mi interessa la tecnica. Certamente. Ma questo è importante, che dovrebbero tutti. Ad esempio a Padova, alla Cappella degli Scrovegni, io sono andato dentro perché conosco il museo Buttacin, che ci sono opere, medaglie mie, in più ho fatto anche la medaglia quando hanno inaugurato il museo, dedicato al Buttacin, che era di Trieste, che era un collezionista grosso, che ha donato tutto al museo, però il museo deve portare il suo nome, infatti si chiama Buttacin. Beh, ero dentro la Cappella degli Scrovegni, siccome dentro la guida li porta per 10 minuti,
E io ero stato dentro, quella potevo stare dentro finché volevo, e ho visto 2 volte che entrano. Cioè, spiega la vita di San Francesco, sì, cose della vita di San Francesco dopo Giotto e tutto, eccetera. Ma perché non spiega una cosa semplicissima, le cornici, che sembrano in rilievo, e invece sono dipinto, ma sono fatte con l'ombra giusta. Sono le tre E uno dimensionalità che oggi si uno usano. esce convinto che quelle sono cose in muratura o sono degli stucchi. Perché visti da lontano danno questa Sì. impressione. E quindi è per quello che le cose vanno viste anche da Questa vicino. è l'arte, cioè creare quell'immagine che l'occhio viene ingannato Sì, poi alla fine. però uno deve sapere le basi. Deve sapere le basi, sì. Se uno se no esce e sa come prima. Invece, anche perché le guide non spiegano quella cosa lì, perché loro spiegano la vita o del pittore. Sì, o forse la storia del pittore, Sì, dell'artista. ma quella dopo uno se la ricorda sì e no. Ma invece queste cosettine qui sono dei particolari che andrebbero spiegati. Bene, maestro Giuseppe, noi la ringraziamo per averci fatto rivivere un po' le emozioni della pittura e di averci fatto rivivere le emozioni di un bel paesaggio come questo qua che è il paese di Redine. Aver sentito da lei un po' quali sono le tecniche e anche quelle che sono le aspettative, perché i giovani magari non si illudano oltremodo vedendo con le immagini nella nostra telecamera questi bei quadri. Io la ringrazio per la conversazione che abbiamo fatto, è stato un piacere davvero.